Con Tony Darè c'è un lungo pluridecennale rapporto di stima e amicizia reciproca. Ci sono stati anche dei momenti politici di percorsi diversi, ma l'importante appunto è il rapporto personale e la stima che si ha l'uno dell'altro. A poche ore dalla presentazione ufficiale della lista trevigiana di Forza Italia, l'arruolamento nelle file azzurre di Gian Antonio Darè prende sempre più consistenza e nel partito monta lo scontento. Tosi, Andretta, Darè, Forza Italia è una succursale della Lega, attacca una parte dei tesserati storici, ma esternazioni pubbliche fino a dopo le urne difficilmente ce ne saranno. Messo in panchina dalla Liga Veneta, l'ex sindaco di Vittorio Veneto ed ex europarlamentare, già segretario regionale del Carroccio, è dato per certo in corsa col partito di Tajani. Tosi non conferma, ma lo lascia intendere. C'è questo appunto dialogo positivo con lui in vista delle elezioni regionali e speriamo che possa avere un esito positivo, perché una figura capace, competente, esperta come quella di Tony è una figura che va bene a quella che è il corso di Forza Italia. Forza Italia è un partito appunto di amministratori con liste competitive, perché sono liste di amministratori, e quindi appunto sarebbe la figura ideale in questo momento di crescita costante, di affermazione costante di Forza Italia. I veri duelli delle regionali 2025 si giocano dunque all'interno degli schieramenti stessi e dei partiti che li compongono. Nella Lega, dove la contrapposizione è tra salviniani e non, si fanno già i conti, anzi gli acconti. 3.000 euro che i candidati alla prima candidatura devono versare al partito, cifra che sale a 10.000 per gli uscenti. E in caso di elezione il saldo dovrà raggiungere i 20.000 euro totali. Quanto ai nomi, nei territori le scelte calate dall'alto, anche solo da Noventa Padovana, non comodano affatto. A Venezia Sebastiano Costalonga è rimasto al palo a favore del vice sindaco Andrea Tomaello. Lui dissimula, ma la delusione è palpabile. La mia disponibilità è sempre stata data in qualsiasi occasione. Io vado avanti, qualcuno voleva che io ritirassi la candidatura, cosa che era tutte cose false, non è vero. Era a disposizione del partito, il partito ha deciso di fare queste scelte e si va avanti, ci sarà qualcos'altro che mi aspetterà per il futuro. Il sospetto è che Costalonga abbia pagato la vicinanza al generale Vannacci, che per il suo team di comitati non esclude un ruolo politico, sebbene il federale e Salvini abbiano dettato tutt'altra linea. Sicuramente sulle discussioni legate all'Europa è un nostro interlocutore, perché è anche parlamentare europeo. Io lavoro con tutti, non ho nessun problema. L'importante è lavorare e trovare persone che hanno voglia di portare vantaggio alla nostra comunità. Si prende fino all'ultimo minuto disponibile per presentare le liste anche Fratelli